Il convegno Forfin, il futuro del verbo finanziare, si è svolto il 10 dicembre 2025 presso la sala convegni della Camera di Commercio di Sassari, con una significativa presenza di pubblico in sala, imprenditori, rappresentanti istituzionali, operatori del credito e del mondo accademico. La giornata è stata magistralmente condotta da Lavinia Spingardi, giornalista e conduttrice di Sky TG24 Agenda, che ha guidato con equilibrio e professionalità il susseguirsi degli interventi, favorendo il dialogo tra relatori in presenza e collegati online. La sua conduzione ha dato ritmo e coerenza al convegno, rendendo ogni passaggio chiaro e coinvolgente per il pubblico. L'atmosfera è stata quella di un incontro istituzionale e operativo, ma al tempo stesso partecipato e vivo, con interventi che hanno dato voce a esperienze, prospettive e strumenti concreti per avvicinare le imprese sarde alla finanza complementare. La moderatrice Lavinia Spingardi introduce gli interventi dei relatori. Nei saluti istituzionali, Stefano Visconti, presidente Camera di Commercio di Sassari, ha portato il saluto iniziale al convegno, sottolineando le motivazioni profonde del progetto Forfin e il ruolo della Camera di Commercio di Sassari nel sostenerlo. Il suo intervento si è ricollegato a ciò che è stato presentato nel precedente convegno a Forfin del maggio scorso, rimarcando l'importanza della sinergia tra Camere di Commercio e gli altri partner del progetto stesso, tra cui il Banco di Sardegna, le Università di Sassari e Cagliari ed altri ancora non meno rilevanti. È stata poi la volta di Cristiano Irriu, segretario generale Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, che ha portato il saluto del Presidente e ha offerto una visione di sistema generale sardo con attenzione al coordinamento tra le diverse realtà camerali. Ha sottolineato il valore di Hub Forfin come progetto che unisce le diverse realtà camerali della Sardegna, creando un sistema coeso e capace di offrire nuove opportunità alle imprese. Ha insistito sulla necessità di una visione comune che superi i confini provinciali, ribadendo il ruolo delle Camere di Commercio come ponte tra istituzioni e aziende. Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, ha presentato la prospettiva nazionale di Hub Forfin, evidenziando il valore del progetto come modello replicabile di respiro più ampio, capace di rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio nel sostegno alle imprese. Ha evidenziato quindi l'importanza di un approccio unitario che valorizzi le specificità territoriali, ma sappia inserirle in una visione più ampia nazionale ed europea. Andrea Prete, presidente di Union Camere, ha portato il saluto nazionale al convegno a Forfin. Ha sottolineato come il progetto rappresenti un modello innovativo replicabile, capace di rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio nel sostegno alle imprese. Ha evidenziato l'importanza di rendere la finanza alternativa accessibile e comprensibile anche per le piccole e medie aziende e ha ribadito che la Sardegna può diventare un laboratorio di sperimentazione utile per il sistema camerale italiano. Carlo Cottarelli, Università Cattolica, Osservatorio Conti Pubblici Italiani, ha offerto un contributo di grande chiarezza e rigore. Ha richiamato l'attenzione sull'equilibrio tra tasse e spesa pubblica, sottolineando la necessità di una gestione più efficiente e sostenibile. Ha evidenziato come l'energia e i costi di produzione rappresentino una sfida cruciale per la competitività delle imprese italiane. Infine ha ribadito che il calo demografico non è solo un dato statistico, ma un problema strutturale che inciderà sul lavoro e sulla crescita economica. Il suo intervento ha dato respiro nazionale al convegno, collegando i temi locali a scenari macroeconomici e offrendo una visione sistemica e pragmatica. Patrizio Memè, dirigente dell'ufficio di monitoraggio dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha dato un intervento con un taglio tecnico istituzionale, completando il quadro delle politiche nazionali. Ha portato la prospettiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, illustrando il ruolo dell'unità di missione PNRR del monitoraggio nell'attuazione dei progetti. Ha sottolineato poi l'importanza di garantire trasparenza e controllo sugli investimenti affinché le risorse europee producano effetti concreti sul sistema universitario e sulla ricerca. Ha evidenziato come il PNRR rappresenti un'occasione unica per innovare e rafforzare il legame tra formazione, impresa e territorio. Ha anche illustrato lo stato dell'arte del PNRR per università e ricerca, ha spiegato che la dotazione finanziaria è già interamente impegnata e che l'unità di missione monitora costantemente l'attuazione per garantire trasparenza e risultati concreti. Ha sottolineato l'importanza di collegare ricerca, università e imprese, evidenziando che il PNRR rappresenta un'occasione unica di innovazione. Infine ha richiamato la necessità di individuare nuove risorse per il 2026 per dare continuità al percorso avviato. Maria Teresa Cardinale, dirigente Imprese Centro-Sud, Investimenti Partecipativi e Finanza Agevolata Simest, ha illustrato il ruolo della società nel sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ha spiegato come gli strumenti finanziari messi a disposizione aiutino le aziende ad accedere a mercati esteri e a rafforzare la loro competitività. Ha sottolineato l'importanza di accompagnare le PMI con soluzioni concrete e sostenibili, evidenziando che Simest rappresenta un ponte tra finanza e sviluppo internazionale e ha illustrato il ruolo di Simest nel ciclo di internazionalizzazione delle imprese, spiegando che le aziende possono inserire un temporary manager o un funzionario esterno oppure affidarsi direttamente a Simest per avere strumenti mirati. Ha chiarito che Simest non svolge attività di credito come le banche, ma offre soluzioni dedicate e sostenibili.
Ha poi sottolineato il ruolo di Simez all'estero come braccio dello Stato italiano, e cioè un socio silente che entra nel capitale senza fare capital gain, accompagnando le imprese con stabilità e fiducia nei mercati internazionali. Il suo intervento ha dato un taglio operativo e pragmatico al blocco delle politiche nazionali. Riccardo Barbieri, presidente Sfirs, società finanziaria della regione Sardegna, ha illustrato il ruolo dell'ente come strumento operativo della regione per sostenere le imprese. Ha spiegato che Sfirs interviene con finanziamenti mirati e con la gestione di fondi dedicati, favorendo l'accesso alla finanza alternativa accompagnando le aziende nei percorsi di crescita. Ha sottolineato l'importanza di creare un ecosistema regionale che renda la Sardegna un laboratorio di innovazione finanziaria capace di connettere istituzioni, imprese e strumenti operativi. Riccardo Barbieri ha chiarito che Sfirs non è una banca e non svolge operazioni di credito tradizionali, ma gestisce fondi regionali per accompagnare le imprese con strumenti mirati e sostenibili. Ha sottolineato che l'obiettivo non è solo favorire start-up, ma aiutare le aziende sarde a crescere e consolidarsi. Ha definito Hub for Fin un progetto interessante per la regione Sardegna, capace di creare un ecosistema innovativo, e ha segnalato l'interesse istituzionale verso un eventuale ingresso della regione nel progetto come segnale di apertura e segno concreto alle imprese. Il suo intervento ha dato concretezza al quadro regionale, integrando la prospettiva nazionale con quella locale. Antonio Riccio, responsabile del fondo Cresci al Sud Invitalia, ha spiegato che si tratta di uno strumento dedicato a rafforzare il capitale delle imprese meridionali. Ha chiarito che l'obiettivo non è sostituirsi alle banche, ma sostenere la crescita con interventi mirati di equity, favorendo l'accesso a risorse stabili e accompagnando le aziende nei processi di sviluppo. Ha sottolineato che il fondo opera come partner istituzionale, ma un approccio non speculativo, volto a consolidare le imprese e a renderle più competitive sui mercati nazionali e internazionali. Riccio ha rafforzato la spiegazione del fondo Cresci al Sud con un esempio pratico. Un'azienda del Mezzogiorno che, grazie all'intervento del fondo, ha potuto rafforzare il capitale e avviare un percorso di crescita strutturato. Ha mostrato dati concreti per evidenziare come l'equity pubblico non sia speculativo, ma un sostegno stabile che consolida le imprese e le rende più competitive. Ha ribadito che Invitalia agisce come partner istituzionale, distinguendosi dalle banche, e che il fondo rappresenta un'opportunità reale per le PMI meridionali di crescere e internazionalizzarsi. Pietro Esposito, segretario generale della Camera di Commercio di Sassari, ha fatto il punto sullo stato generale del progetto Hub for Fin, evidenziandone la complessità e le difficoltà del coordinamento. Ha sottolineato il coinvolgimento della comunità regionale di professionisti, dagli accompagnatori ai coach, come elemento fondamentale per dare concretezza al percorso. Ha rimarcato che per far funzionare bene tutto è necessario tenere sotto controllo le cose, con controlli adeguati e una giusta burocrazia, intesa non come ostacolo ma come garanzia di ordine e trasparenza. Pietro Esposito ha parlato delle prospettive future di Hub for Fin, sottolineando che il progetto non si esaurisce con la fase sperimentale ma punta a consolidarsi come piattaforma stabile di innovazione finanziaria. Ha raccontato di aver presentato Hub for Fin anche a Milano in un importante evento nazionale dove l'iniziativa ha lasciato una traccia positiva e suscitato interesse. Ha rimarcato che il futuro dipenderà dalla capacità di mantenere coesione, controlli adeguati e una governance solida, così da trasformare l'esperienza sarda in un modello replicabile e riconosciuto anche fuori dall'isola. Il suo intervento ha dato realismo al dibattito, mostrando l'importanza di governance e disciplina operativa per la riuscita del progetto. Tiziana Pompei, direttrice generale Camera, ha posto l'attenzione sul ruolo delle donne nell'impresa, ricordando che in Italia le aziende femminili sono circa 1.300.000. Ha sottolineato come oggi molte donne scelgono di fare imprese in modo più consapevole rispetto al passato, trasformando la scelta in un atto di responsabilità e progettualità. Sul tema del credito ha evidenziato una criticità: l'accesso ai finanziamenti bancari è spesso limitato, anche perché molte imprenditrici dichiarano di non averne bisogno e preferiscono attingere a risorse familiari o interne. Ha rimarcato che occorre sviluppare capacità di pianificazione, di lettura dei dati e di utilizzo consapevole delle opportunità, così da trasformare la scelta di fare imprese in un percorso più solido e competitivo. Il suo intervento ha messo in luce la necessità di maggiore consapevolezza finanziaria e di strumenti dedicati per favorire l'imprenditoria femminile. Gianmarco Paglieti, responsabile dell'area sostenibilità, studi e ricerche di Innexta, ha presentato il ruolo di Innexta e il network del sistema camerale dedicato alla finanza alternativa. Ha spiegato che l'obiettivo è creare strumenti e occasioni concrete per le imprese, favorendo l'accesso dei capitali diversi da quelli bancari. Ha sottolineato l'importanza di accompagnare gli imprenditori con formazione e consulenza, rendendo più consapevole l'uso di strumenti innovativi come crowdfunding, mini bond e piattaforme digitali. Paglieti ha raccontato il lavoro svolto da 35 advisor e 55 coach, in gran parte sardi, che hanno accompagnato le imprese del progetto Hub for Fin. Ha spiegato che nella prima fase era fondamentale analizzare i punti di forza e debolezza delle aziende, mentre nella seconda fase bisognava indirizzarle nei canali giusti per dialogare con gli investitori.
Ha sottolineato che questo percorso ha reso le imprese più consapevoli e pronte ad affrontare la finanza alternativa, mostrando come Hub for Fin abbia creato un ecosistema di competenze locali capace di rafforzare il tessuto imprenditoriale sardo e di collegarlo ai mercati nazionali e internazionali. Gianluca Cadeddu, Program Manager progetto PNRR Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, ha sottolineato il valore del progetto Hub for Fin come occasione di crescita per le imprese sarde, evidenziando perciò la necessità di consolidare il tessuto produttivo oltre la fase di start-up. Ha rimarcato l'importanza di un approccio strutturato, capace di integrare strumenti diversi ed accompagnare le aziende verso una maggiore competitività. Ha richiamato l'attenzione sulla responsabilità delle istituzioni e degli operatori nel garantire continuità e concretezza affinché Hub for Fin diventi un modello stabile di innovazione finanziaria e di sostegno allo sviluppo regionale. Cadeddu ha poi evidenziato come in Sardegna si sia creato un lavoro coeso che coinvolge università, pubblica amministrazione, imprese e cittadinanza in stretta relazione con le nuove tecnologie. Questo approccio integrato rappresenta un modello di collaborazione capace di rafforzare il tessuto produttio e sociale. Nel suo ruolo di Program Manager ha rimarcato l'importanza di consolidare le imprese oltre la fase di start-up, favorendo percorsi di crescita strutturata e innovativa. Il suo intervento ha dato respiro europeo al dibattito, collegando Hub for Fin alle strategie nazionali e comunitarie. Cristiano Irriu, segretario generale Camera di Commercio di Cagliari, Oristano, ha risposto alla domanda sul ruolo della Camera di Commercio nel promuovere la cultura della finanza complementare per le PMI sarde. Ha sottolineato che l'ente camerale deve essere un facilitatore capace di diffondere conoscenze e strumenti alternativi al credito tradizionale. Ha rimarcato l'importanza di accompagnare le imprese con formazione e sensibilizzazione, così da renderle più consapevoli delle opportunità offerte da Hub for Fin e dalla finanza innovativa. Questo intervento ha dato perciò un taglio operativo istituzionale, mostrando come la Camera possa diventare un punto di riferimento per la crescita delle aziende locali. Monica Cugia, responsabile servizio e promozione economica, Camera di Commercio di Sassari, ha fatto il punto sul percorso Hub for Fin, evidenziando la positività dei risultati. Oltre il 60% delle imprese coinvolte ha attivato percorsi di finanza complementare diversi dai canali tradizionali, centrando l'obiettivo di avvicinare il mondo imprenditoriale a nuove opportunità. Ha però rimarcato la bassa propensione delle imprese ad aprirsi alla consulenza specializzata, pur essendo questa fondamentale per consolidare i risultati. Inoltre molte aziende hanno denunciato una scarsa conoscenza del tema della finanza complementare, chiedendo maggiore chiarezza e formazione. Questo intervento ha bilanciato entusiasmo e realismo, indicando traguardi raggiunti e sfide ancora da affrontare. Paola Del Fabbro, responsabile della finanza di imprese e crediti speciali del Banco di Sardegna, ha presentato la nascita di SPOC 4, un nuovo fondo dedicato alle imprese sarde operativo dalla fine di novembre. Ha spiegato che si tratta di un fondo di investimento strutturato come strumento finanziario previsto dall'articolo 2447 del Codice Civile, destinato a uno specifico affare. Il fondo è pensato per finanziare imprese di tutti i settori economici che abbiano interesse strategico per la Sardegna e quindi il suo intervento ha dato concretezza al progetto Hub for Fin, mostrando come la finanza complementare possa tradursi in strumenti operativi già disponibili per il tessuto imprenditoriale locale. Alessio Scano, professore di diritto commerciale dell'Università di Sassari, rispondendo alla domanda sulla formazione di una nuova generazione di imprenditori, ha evidenziato un divario significativo tra il mondo dell'università e quello dell'impresa, che definisce di natura originaria e culturale. Ha spiegato che in Sardegna prevale ancora un modello in cui il sapere umanistico ha la meglio su quello tecnico e questo ostacola la piena fruizione dei progetti del PNRR. Il suo intervento ha sottolineato la necessità di colmare questa distanza, favorendo una formazione integrata che unisca cultura e competenze tecniche per rendere gli imprenditori più preparati e capaci di cogliere le opportunità dell'innovazione. Riccardo De Lisa, professore di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Cagliari, rispondendo alla domanda su come l'Università di Cagliari abbia contribuito al progetto Hub for Fin, ha sottolineato il ruolo dell'Ateneo nel fornire supporto scientifico e metodologico. Ha spiegato che l'Università ha accompagnato il percorso con attività di ricerca e formazione, aiutando le imprese a comprendere meglio gli strumenti della finanza complementare. Ha rimarcato poi che il contributo accademico è stato fondamentale per dare credibilità e solidità al progetto, creando perciò un ponte tra mondo della ricerca e mondo produttivo. Il suo intervento ha evidenziato la funzione dell'università come attore chiave nell'ecosistema dell'innovazione sarda. La complessa e specifica dettagliata serie di interventi dei quali si è offerto un breve riassunto ci rimanda alla chiusura del convegno che ha visto la cerimonia di premiazione delle imprese partecipanti, alle quali sono stati consegnati attestati di riconoscimento per il percorso svolto. A ciascuna azienda è stata donata anche una moneta simbolica, non vera e propria moneta ma un oggetto di forma più grande che richiama l'idea della moneta tradizionale. Questo gesto ha voluto rappresentare il valore del progetto e la partecipazione attiva delle imprese, suggellando il successo di Hub for Fin con un segno tangibile e celebrativo.
83 imprese hanno aderito a questo progetto Hub for Fin, sono ancora poche, ma se consideriamo che il progetto ha carattere sperimentale è comunque un buon risultato raggiunto. Ora la sfida è uscire dalla sperimentazione, rendere strutturale questa progettualità. Lo possiamo fare grazie ad un parterre di grande eccellenza, le università di Cagliari e di Sassari, il Banco di Sardegna, la Fondazione di Sardegna e tutto il sistema camerale sardo, oltre all'appoggio di Unioncamere sullo Stivale. È un messaggio di positività, adesso esiste anche uno strumento che è in grado di far mettere a terra i sogni delle imprese che non hanno però la patrimonializzazione che consente di fornire garanzie al sistema bancario. Quindi è un progetto di finanza agevolata, alternativa, che facciamo anche con l'istituto di credito tradizionale, con il Banco di Sardegna, e l'ambizione è quella di creare l'humus adatto affinché i sogni di impresa poi diventino reddito di impresa. I passi concreti sono 83 imprese che hanno avviato il percorso, un percorso di verifica, di check-up delle proprie idee innovative, innovazioni che sono sia nei settori tradizionali che nei settori cosiddetti start-up. Abbiamo inoltre 150 professionisti accreditati tra advisor cosiddetti e coaching, cioè tra coloro che guidano le imprese e coloro che vanno a verificare il progetto di impresa. Perché lo verificano? Perché noi pensiamo che gli operatori finanziari nazionali, ma anche qualche operatore internazionale che ha già mostrato interesse, possa avvicinarsi alle nostre imprese, possa supportarle e finalmente avere anche una finanza di sostegno insieme a quella bancaria.